avuto un problema, soprattutto il cavallo sulla sinistra, a metà percorso, insomma, poco dopo metà percorso. Sì, ecco, si parlava prima di ospitalità, anche qui accanto alla nostra postazione documentata dalla telecamera di Giulio Giambalvo era in atto fino a poco fa una distribuzione di dolci per il pubblico, a sottolineare proprio l'ospitalità del pubblico. Vediamo invece quest'altra discesa di questi cavalieri, sembrano medievali, riescono a forse i più colpire. eleganti e migliori fino a questo momento. Più eleganti e migliori perché sono riusciti a mantenersi paralleli, coordinati, si sono separati solamente per avere il tempo di distendere il braccio per dare armonia e forza al colpo, che poi è andato a segno. Sì, sono stati perfettamente sincronizzati, forse una delle migliori discese che abbiamo avuto modo di vedere questo pomeriggio in questa versione dei Sagarelle Nanti qui a Sant'Ulusurgiu, terra di cavalli, di appassionati di cavalli, di profondi anche studiosi e stimati conoscitori del mondo equestre come Don Diodato Meloni. Seguiamo intanto ancora quest'altra discesa di questa pariglia. Qui forse c'è il tentativo di colpire la gallina, però viene mancata. Sono due galline di pezza, come detto, che devono essere abbattute dai cavalieri. Sì, parlavi di Don Diodato Meloni, lussurgese, nobile di origini e anche poi nei comportamenti, se così possiamo dire, nato nel 1855, nato nel 1877 e morto nel 1955, e il suo nome è legato agli studi più importanti proprio legati alla cultura del cavallo, anche la razza anglo-arabo-sarda, l'importazione e la stabilizzazione della razza anglo-arabo-sarda in Sardegna è legata al suo nome. Non per nulla l'ippodromo di Chilivani è a lui dedicato, e anche l'istituto agrario di Nuraginied, comune di Oristano, è intitolato al suo nome. Ecco, ancora un'elegante pariglia di due cavalieri dalle foglie, sembrano messicani, dedicati a questa sorta di sombrero che portavano in questo caso al collo. Ecco, dicevamo di questa l'importanza anche di testimoniare questo legame col mondo equestre, col mondo dei cavalli, anche attraverso le strutture museali che qui a Sant'Ulusurgiu sono state aperte. La recente apertura, mentre vediamo come va a finire questo tentativo di colpire la gallina, colpita ma non abbattuta. Ecco, dicevo anche la recente apertura del museo della tecnologia contadina, è già curioso che venga definita in questo modo, ospita uno spazio importante proprio per le attività legate al cavallo. Il Museo della Tecnologia Contadina da poco ha avuto una sua sezione interamente dedicata al cavallo, anche su iniziativa del GAL Montiferru, e diciamo che è un punto di riferimento per gli studiosi in Sardegna, grazie all'iniziativa dell'infaticabile maestro Salis, che è stata veramente la vera pietra miliare di una certa riscoperta culturale qua a Sant'Ulusurgiu. Dicevo, c'è un'intera sezione dedicata al cavallo, al suo mondo, all'artigianato, alle fogge delle bardature, alle selle, perché l'attività dei sellai a Sant'Ulusurgiu è molto rinomata, ma poi anche i ferri fatti dai fabbri locali e tante altre piccole cose, tutti i piccoli particolari sono stati analizzati, catalogati e spiegati con delle tavole che sono molto interessanti. Invito chi fosse interessato di prenotare una visita al Museo della Tecnologia Contadina, perché ne vale veramente la pena. Certo, al nome di Salis è legata anche un'importante campagna di alfabetizzazione tenuta da queste parti, al nome di Salis è legato anche l'apertura del museo etnografico, forse uno dei più documentati tra i tanti musei etnografici che poi sono sorti negli anni in Sardegna. Questa volta forse è caduta, sì, è rimasta per un attimo a ha penzoloni oscillato e e poi è riuscita a essere... Si susseguono, come vedete, le discese dei cavalieri, credo vanno avanti forse sino a che le condizioni di luce lo consentono. Capitanata da Carlo Malica, sono riuscito a riconoscerlo sull'estrema sinistra del teleschermo, sulla destra invece per quanto riguarda la strada. Vediamo quali sono i suoi due compagni, se riusciamo a riconoscerli. Purtroppo non siamo in una condizione... Eccoli qua, sono riusciti a partire, adesso li vediamo meglio, sono abbastanza eleganti, abbastanza coordinati, perfetti, una curva, una delle curve più difficili, l'hanno fatta in maniera perfetta, abbastanza veloci, diciamo una discesa tranquilla, insomma, non hanno evidenziato particolari problemi.
Certo, io non so sino a che punto le immagini televisive possano render conto, ma credo che siano comunque sufficientemente efficaci, render conto della estrema difficoltà che un percorso di questo tipo presenta nel momento in cui i cavalieri si